ritrovati ad AgriNews, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizo e ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Sulla spiaggia di Valle Vecchia sono nati 3 pulcini di raro frattino. Anche quest'anno infatti alcune coppie di frattino hanno scelto la spiaggia di Valle Vecchia per nidificare. Ad oggi sono già una quindicina i nidi individuati, mentre altri purtroppo sono andati distrutti durante le mareggiate primaverili che hanno inondato gran parte della spiaggia. La notizia positiva è che nei giorni scorsi sono nati appunto i primi 3 pulcini. Da alcuni anni Veneto Agricoltura collabora con il comune di Caora e la polizia della città metropolitana di Venezia proprio per cercare di assicurare il successo riproduttivo del frattino in questa spiaggia, frequentata soprattutto nella bella stagione da migliaia di visitatori che inavvertitamente rischiano di disturbare le nidiate. Per limitare gli impatti dovuti alla presenza dell'uomo sono in corso misure di sorveglianza dei nidi da parte dei volontari della Guardia Costiera Ausiliaria e degli agenti della Polizia della città metropolitana. Ed ora spazio al Museo del Vino di Vo Euganeo, un itinerario nella storia e nella cultura dei Colli Euganei. Secoli di storia di un territorio particolare, quello dei Colli Euganei, riassunti in un percorso iconografico. L'orogenesi vulcanica, il microclima, la caparbietà dell'uomo nel coltivare i vigneti lungo i pendii più arditi è quanto vuole raccontare il Museo del Vino di Vo, allestito nella sede del Consorzio dei Vini dei Colli. Praticamente è un libro aperto sulle pareti, serve appunto a capire la storia e la genesi del vino sui Colli Euganei, ma ha un ruolo sociale direi, perché sia che siano le scolaresche sia che siano cittadini privati possono attraverso la visita capire appunto com'è stata l'evoluzione. Volevamo spiegare e dare delle informazioni che fossero nostre, che legassero un museo non a un modo di fare il vino che è facilmente recuperabile in qualsiasi parte del mondo, ma al nostro modo di fare il vino. E quindi abbiamo pensato di cominciare a porre l'accento sull'origine dei Colli Euganei, l'origine vulcanica, perché è molto molto importante, su alcuni vini importanti per noi, il Fior d'Arancio, che è la nostra DOCG, il Serprino e i Colli Euganei Rosso, e poi al lavoro dell'uomo, perché i Colli Euganei sono così belli proprio perché l'uomo nei vari millenni ci ha messo del suo per farli diventare come li possiamo vedere. Tra le particolarità, l'aula sensoriale in cui si può imparare a sentire gli aromi che caratterizzano i vari vini. Ed ora vi proponiamo una serie di proposte molto interessanti su come trascorrere una domenica all'aria aperta. Veneto Agricoltura, con l'arrivo della bella stagione, apre al pubblico le proprie aree naturalistiche, il Museo dell'Uomo in Cansiglio. A Sant'Anna di Chioggia, lungo la statale Romea, la riserva naturale integrale Bosco Nordio apre ai visitatori tutte le domeniche dalle 10:30 alle 18. Nella splendida Leccete è possibile percorrere liberamente o con una guida i tanti sentieri, ammirare le opere del percorso di Land Art o più semplicemente fare il picnic sulle radure. Anche il giardino Vegetazione Astego in comune di Pieve del Grappa, nel Trevigiano, è aperto al pubblico tutte le domeniche dalle 10 alle 18. Lo spettacolare giardino, costituito da ampi gradoni che propongono i diversi ambienti presenti dalla cima del Monte Grappa fino alla pianura sottostante, propone ai visitatori un interessante programma fatto di iniziative a tema, laboratori e visite guidate. Infine ha preso il via Cansiglio Estate, 20ª edizione della rassegna di attività di animazione in programma fino ad ottobre nella foresta demaniale regionale del Cansiglio gestita da Veneto Agricoltura. Tutte le domeniche sono in programma escursioni passeggiate con guida, laboratori, concerti e visite al MUC, il Museo dell'Uomo in Cansiglio. Ed ora il nostro agrometeo curato da ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Dopo alcune giornate stabili con temperature riprese fino a valori anche superiori alla norma, nella giornata di lunedì 13 abbiamo assistito a una maggiore variabilità, in particolare in montagna con temporali sparsi e forti grandinate in Valbelluna nella zona di Limana. Per il fine settimana, nella giornata di venerdì, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento. Per sabato e domenica avremo tempo generalmente stabile e soleggiato con temperature stazionarie che rimarranno ben superiori alla media del periodo. Chilometri zero, prodotti di stagione, spazio come sempre al nostro chef Alessandro Mazzone.
Oggi andiamo a presentare una ricetta del territorio emiliano che però abbiamo reinterpretato andando a valorizzare un grande prodotto del nostro territorio che è la soppressa dell'amico Giovanni Bazza, una delle pochissime soppresse italiane a non contenere solfiti e conservanti. L'impasto sarà formato da farina, latte e panna, un pizzico di sale e un pochino di lievito. Immergiamo in olio extravergine bollente. Nella sacca che si sarà formata andiamo ad inserire la nostra burrata di Borgoluce, in provincia di Treviso, inseriamo anche abbondante basilico e ricopriamo con la nostra fantastica soppressa. A questo piatto direi di abbinare un'altra delle eccellenze del nostro territorio, come al solito veneto, in particolare oggi siamo nei Colli Vicentini. In questo caso utilizzeremo un Extra Brut Rosé di Pino Nero 7 anni. Bene, come sempre vi ringrazio dell'attenzione. AgriNews vi aspetta nella prossima puntata.